Ciao, sono Alfredo Blessano e sono un pianista. Il mio amore per il pianoforte ha ormai più di 20 anni. In casa mia si è sempre respirata la musica perché mia mamma è una cantante lirica, ma curiosamente non mi sono mai avvicinato spontaneamente al pianoforte fino agli 11 anni, quando in prima media c'era un'ora un po' particolare a scuola ed era l'ora di compresenza italiana in musica. Alcuni di noi in classe facevano italiano e altri si spostavano a fare tastiera proprio. E da quel momento ho incominciato a suonare il pianoforte e non mi sono più fermato. All'inizio con qualche incertezza su quale dovesse essere il mio genere di elezione, poi mi sono decisamente concentrato sulla musica classica, che è quella che mi permette di esprimermi meglio. Ho studiato naturalmente al conservatorio, prima privatamente, con un insegnante di Trieste, e poi mi sono spostato a Milano, dove tuttora vivo. Durante i miei anni di studio ho approfondito il grande repertorio solistico per pianoforte, quello che fa, per così dire, sudare tutti i pianisti. Poi ad un certo punto mi sono avvicinato a un genere un po' di nicchia della musica classica che si chiama lideristica, di nicchia soprattutto in Italia perché è un genere che non nasce in Italia, nasce in Germania. Appunto la parola lideristica deriva dal Lied, cioè canto, ed è un genere essenzialmente per voce e pianoforte, anche per voce ed altri strumenti ed altri organici, ma la cosa importante è che ci sia naturalmente il canto. E con la mia compagna Paola Camponovo nel 2015 ho fondato un duo, il Van Sisiem Lead Duo, che ha per progetto la riscoperta e la diffusione di questo magnifico repertorio, in particolare del repertorio italiano fra 8 e 900, quello dei compositori della cosiddetta generazione dell'80, cioè un gruppo di compositori nati appunto negli anni 80 dell'Ottocento e che oggi per varie ragioni sono un pochino dimenticati e un pochino bistrattati, ma che avrebbero tutto il bisogno di essere riscoperti. Noi abbiamo vinto numerosi concorsi, in particolare il concorso Elsa Respighi di Verona nel 2016, che è dedicato proprio al repertorio italiano fra 8 e 900. Nel 2019 abbiamo inciso un disco che è uscito prima in download con la rivista Amadeus e poi con l'etichetta svizzera BAM. Il disco si intitola Italiani a Parigi, Parisiani en Italie, e vuole essere un pochettino un racconto del nostro amore per la città di Parigi attraverso alcuni compositori italiani che hanno vissuto e composto a Parigi e alcuni compositori parigini che dall'altra parte hanno vissuto e composto in Italia. A breve, a novembre, uscirà il nostro nuovo disco, in realtà si tratta di 3 dischi, ed è un integrale, cioè un'opera completa per soprano e pianoforte di un grande compositore italiano, Gianfrancesco Malipiero, di cui nel 2023 ricorre il 50° anniversario della morte. Poi, come molto spesso accade, quando ci si allontana dal proprio luogo d'origine per un po' di anni, bisogna poi necessariamente ritornarci per qualche motivo. Quindi quest'anno sono ritornato a Butrio con un progetto un po' particolare, per così dire, ecco. Cioè quello di portare in collaborazione con le città del vino del Friuli Venezia Giulia, che hanno accolto il progetto con entusiasmo, di portare la musica classica in dei luoghi che normalmente non sono pensati per la fruizione della musica classica, cioè le cantine, le aziende agricole o comunque dei luoghi in cui il vino è l'assoluto protagonista. Cos'è per me l'arte? L'arte per me prima di tutto, in questo caso la musica, è prima di tutto espressione, è il modo con cui esprimo i miei sentimenti, le mie sensazioni e il modo con cui esprimo naturalmente le mie idee sull'arte, ma è anche un'ancora di salvezza nei momenti di difficoltà. Tutti abbiamo affrontato
questo recentissimo passato, un momento di grande difficoltà che è stata la pandemia, e la musica ci ha aiutato a sopportare questi momenti, e tanto che col mio duo su Facebook abbiamo lanciato una rubrica quotidiana che abbiamo chiamato Musica in Pigiama, un po' scherzosamente, nella quale abbiamo postato ogni giorno un video nel quale eseguivamo un brano per voce e pianoforte, naturalmente in pigiama. Was weilst du einsam an dem Himmel, o schöner Stern, und bist so mild? E questa rubrica ha avuto anche un discreto successo anche fra i giovani, e questo per noi è un motivo di enorme orgoglio, perché significa che la musica classica, che ha una bellezza indicibile, riesce sempre, anche se noi quotidianamente non ne ascoltiamo molta, non siamo alla TV, non sentiamo molta musica classica in giro, nel supermercato non ci capita di sentire musica classica. La musica classica ha sempre il potere di catturare